Il 9 dicembre è stato inaugurato a Santa Maria di Sala, a Tabina di Santa Maria di Sala, un presepe davvero straordinario, enorme, immenso. E a parlarci di questo presepe è il papà, colui che lo ha realizzato, il maestro cavalier Roberto Gardin. Prima di tutto la ringrazio di essere qui oggi con noi. Ringrazio lei. Questo presepe si sviluppa su 1500 metri quadri, è la prima volta che lo faccio, è nella terra del Tiepolo. Ho voluto fare come quinta opera. La prima opera è la grande croce che pesa 71 quintali, i grandi altari, poi la grande slitta, la porta santa fatta l'anno del giubileo e come quinta opera ho voluto realizzare questo grande presepe. Grande presepe di quanti metri è? Quanto è grande? 1500, come dicevo prima, 1500 metri quadri. Cosa rappresenta? Vedo che ci sono appunto tanti personaggi, quanti ce ne sono? Allora, in tutto le sagome sono 174, di cui ne abbiamo 35 distese su tutte le frazioni del comune di Santa Maria di Sala. Sono della stessa forma e stesso colore, per non fare differenza da un paese all'altro, e ho voluto dare con l'attesa dell'arrivo tappa del Giro d'Italia che verrà il 30 di maggio, ho voluto dare prima questa natività in ogni frazione del comune di Santa Maria di Sala, con il sindaco Nicola Fragomeni che è il sindaco di adesso. Ha parlato appunto di questo presepe, è enorme come abbiamo visto e ci sono tante sagome. Quando hai iniziato a lavorare? Allora, all'inizio è stato fatto i primi di marzo. Alla fine di febbraio ho pensato, i primi di marzo, dopo aver fatto un piccolo schizzo come potevo realizzarlo, ho incominciato a fare le sagome. Erano 100 il primo entro, poi ne ho aggiunte ancora perché il terreno era così grande che meritava di essere fatto di più. Ho voluto fare i laghetti, ho voluto mettere un po' di fantasia col castello, con la natività e con la grande fattoria, che ci sono attrezzi che hanno anche 100 anni. E allora così è venuto pieno e siamo tutti soddisfatti. Infatti è davvero molto bello. Ha lavorato da solo o con l'aiuto di qualche altro No, suo ho collega? lavorato in compagnia dei ragazzi che lavorano sui presepi di Caselle, ma in particolar modo io devo citare un nome che è Loris Bordin, che è quello che coi colori ha voluto disegnare e abbellire con la sua fantasia queste sagome che sono di due lati, uno diverso dall'altro, che quando voglio le posso cambiare la figura. Ringrazio molto Loris Bordin per avermi, è stato il mio braccio destro, che l'altro ieri nell'inaugurazione formalmente ho voluto regalare i pennelli d'oro. Insomma, ecco, lui non so come l'abbia presa, ma però io ho voluto fare questo omaggio. Ecco, mi sono permesso col sindaco di dover mettere la corona di alloro al monumento come ricordo di 100 anni e poi il parroco di Santa Maria di Sala abbiamo fatto leggere quel testo dove si ricorda le persone che non ci sono più e in particolar modo le giovani vite spezzate di tutto il mondo, diciamo. Infatti questo presepe è stato dedicato appunto a tutti coloro che hanno dedicato la loro In vita. particolar modo le giovani vite spezzate che sono tantissime, abbiamo aggiunto anche quelle dell'ultima della discoteca di Ancona, insomma, abbiamo voluto proprio ricordarlo in questo momento. Eravamo circa 1000 persone all'inaugurazione, è stato bello perché c'era più sacerdoti e due sindaci, quello di Villanova di Campo San Piero, Cristian Botaro e il nostro di Santa Maria di Sala. Lei ha detto che questo è il primo presepe alla fine che realizza. Ha intenzione l'anno prossimo di continuare con il presepe, aggiungerci qualche pezzo? Sa, io direi di trasformarlo completamente. Se ho la fortuna di avere ancora questo spezzone di terreno che i signori Mamprin ci hanno dato per fare con tanta buona volontà, io ho ricordato purtroppo il signor Mamprin che è partito e è andato in cielo naturalmente, il figlio mi ha detto
adopera pure, che non c'è problemi. Se avrò lo stesso richiamo il prossimo anno, io cambierò qualcosa, ma lo voglio trasformare, insomma, su questo spezzone di terreno. Adesso le chiedo a cosa sta lavorando, a cosa sta pensando, un progetto futuro? Beh, diciamo che sono fermo nei presepi perché ho fatto un po' di tutto, ho fatto gli alberghi, ho fatto le cliniche, ho fatto le più chiese, lavori su più chiese, anche lavori importanti. E ho pensato di dedicarmi, essendo una persona così che ormai da 64 anni che lavoro in legno, penso che sia giusto dedicare qualcosa per gli altri, per i bambini e per le persone che viene avanti, insomma. Cosa che appunto le ha fatto meritare anche l'onore di essere appunto cavaliere. Sì, questo è successo perché con 10 attestati di onorificenza, sia da parte del comune, dalla Confartigianato che mi ha fatto maestro nel 2014, poi quelli delle chiese, di collegi universitari e di più persone che hanno avuto piccole opere, hanno fatto questo ringraziamento di attestati che in un mese e mezzo mi ha fatto cavaliere di San Marco. Allora adesso le chiedo così invitare i nostri amici che ci stanno guardando a venire qui a visitare il presepe, i presepi della Terra del Tiepolo, quindi l'inaugurazione è il 9 dicembre. Fino a quando potranno venire a visitarlo? Allora io penso di tenerlo aperto fino al giorno 15 di febbraio, perché il giorno 14 è San Valentino e qui in Tabina c'era una cappella dedicata al santo che adesso è la sua immagine in chiesa. Allora lo voglio tenere almeno fino al 14 di febbraio. Perché devono venire? Devono venire perché non solo possono portare gli anziani ma anche i bambini, perché essendo una cosa unica rappresenta la natività del nostro Signore e pertanto, come sta facendo il falegname sul banco del falegname in fondo, sta già lavorando per fare la culla che poi deposerà Gesù Bambino il 24 di dicembre. Grazie. Ecco, grazie a lei, buongiorno.